Cagliata, le presento il sindaco Ramsu de Buduso, tocca esa mano e si candidato. Ma non mi piace. Allora io, via, la paese mi sono prima, ma con me preparata non sono stato. E la papella due anni in olio, e l'ha ponato un compagno presidente, vicepresidente, compagno presidente. Io la saluto sì come sindaco, ma anche come segretario del Fronte per l'Indipendenza della Sardegna. Legga questa lettera prima che sia troppo tardi. E se mi ha sorpreso un po', e là chi sì, la leggerò con attenzione. La lettera è data a suo capo e suo corazziere. Il suo capitano e suo corazziere si racconta su che siamo a mano. Vabbè, quindi questo fa la Giosso, verso in Piazza Italia, e quindi tutti i giornalisti che veniva da Isse, no? Che hanno sempre un residente girato per il luogo, sono sempre un giornalista. E uno mi pregunta ma lei che cosa ne pensa del presidente Pertini? Mi sembra una bravissima persona, soltanto che io non dimentico mai che lui è il rappresentante di uno Stato straniero e nemico. Ise ha detto che due Aliese, Nero e altri del suo movimento hanno manifestato sempre contro esse. 6 mesi da voi fatto, proprio avuta gentilezza, se non fosse per la ragione, ma hanno fatto su Viaghere devi dare una suite di Sala Regione del Buon Cammino in Castillo. In questo momento è stata ragazza. In persone non si sta bene, però in persone non è stabilità, a parte chi mi ha giocato sto prigionieri, ma le giorni questa qualche guardia. Sarà notte Natale una guardia alla Bestia a Gianna e San Giacomo di Pedro e mi ha fatto quel alluminio con un piccolo di bocche d'acqua. Poi sopra la mia stanzella di sopra la mia vi vidi un giovane che vidi in prigione che era furato suo frate Casana. Era Spiti Gonzales come il numero di esempio il sud, come non viene nessun numero preciso. Su ogni zero, quando verso la 7 verso le 0, quando i giornali, si acquagliano impegnato nella questione del giornale, mi sto cagliando su bene, mi sto cagliando su povera di Sarzella e poi mi mangiava un'involuta plastica con una cosetta che ha fatto un sollentoloso. In una maniera da siamo su braccia fuori dalla ferrata, no? E se mi mandaria da giornale, se non tempo di leggere nulla, viene solamente giudiziario, mi mandaria da giornale, se mi mandaria da insomma, su Cambura e affettisse, e dopo, quando casa una via mi ha inviato una bullita di plastica di shampoo, però non vedi di shampoo, vi vedi su caffè un rigido su Viluvero. Su Viluvero non la fatisce in questa persona, lo pagherà. Poi devo iniziare come te pagherà, fai su Viluvero in persona. Poi, pensando da voi, a picchino come ti si pagherà. Tanto, paghiamo. Ogni gallerista poteva comprare, sia da dinari, naturale, un guasto di ogni dire. Devo che non può fare, per esempio, no? Poteva comprare solo che si giovino, un guasto di vino. Tanto questo che non può fare, non era a suo pesino, non so come sul giro, non era fare la cortesia, porta questo vino alla cella, non so, 88, tanto la cella 88 capita via la montone di vino. E come si pagava da un più fermo, si pagava ancora. Sicuramente sono persone che si avevano due piatti, uno con gusto e uno lato. Il succhiato con gusto, poi in Italia messi un litro di vino. Quando sopra il piatto si poneva un'incappula di usate sul latte che a me si porta a covaccare lui. Poi deve vestire però, deve vestire, no? Questo vapore quando si cambia, possiamo comparare sul fuoco della gas, no? E tanto si ponevano chimbe, un petto dell'edificio in cui tanto si è pizzicato su una sala.
lo studio sul pratico, cosa come si fa sul grupello e altre cose del suo genere, e si parla sempre. Il pratico, la pratica perché capite, la prima base è velenosa, capite, che alcol metilo. L'ultima base è mala, che vuol dire alcol amilico. Bisogna leggere la parte giusta. E se lì si allea già scusa, poi ovviamente le persone si danno male. Pure si tratta di si educato, gentile, se tu per esempio un rapporto un sanguadio, sai, si ha preso nere, ma sa persona è male. Quando più leo, usando se ne ha molto un mare, un libro, sa regola fini di 30. Impressione, sa sera in che avevo, che avevo entrato, in un libro in terra, per il detersivo, in più, successo delle asserie delle state lavandino. Lui tendesse di ponere si capola pro sabato, ma abbiamo avuto un rubinetto un sabato e uno in pigiama che si cade sul muro. Dunque la presa una giaccara, una presa sul rubinetto, ma si cade tutto. Poi non era mai sacca non era io che avevo preso e dai Giazzella. Tanto quando sono prigionieri si andavano a Saia, dopo che salire, no, prima sì, non era a Saia. In terra c'era tutto uso che avevano fornito da sbaccone, perché sicuramente già sa non la ritiraia, tanto che la fornivano da sbaccone, e dal sbaccone fornivano oso, di capasa, ampura di plastica, fitta di gas olandese, e bisogna fare la funzione, non ne ha sorpreso. Allora, uso e prova tempo. In Tantari sono stato un mese e mezzo, in Tantari mi ha premesso sul direttore. Non ha previsto di travagliare in Tantari, cosa che in Cateto non hanno previsto di fare. In Tantari sono deciso a organizzare una cogliita di esame per il piccino talassemico. Ho scritto una lettera sul direttore della prigione, ho scritto un'altra lettera sul direttore sul centro trasfugionale disciplinare di Tantari, sul direttore ha fatto analizzare un gruppo. Da disciplinare hanno mandato un medico, un trasfusionista e l'infermiera trasfusionista e devo in stanzella mia preparare sa domanda sul direttore per il previsto delle risultati. Sono stato un tempo, abbiamo un altro 60 alla fine dell'esame perché non si parla. Intanto come se fosse anche da poi sbagliato, quando sono andato in pensione ho avuto 9 anni di servizio, mentre ha capitato 9 mesi e arriva dopo in prigione, di cui vi assicuravo tutto il le cose da tornare a me, però sicuramente mi piacere a intendere la poesia, la pittura sul genere della linea, non tanto per vedere Reo, ma per intendere la poesia. Mi piacere si serve una pregunta, perché poi podemos senza sapere altra cosa. Sul libro che è stato scritto, abbiamo un 90% scritto in italiano, va da Cacchi Batte, scritta in Santo Lodoreso, va da un piccolo scritto in Santo Capitaneso, una poesia scritta in Tattareso, poi un piccoletto scritto in castigliano, che però è stato traduito, raccontato in italiano. Così invece diremo, mi primo, proviamo se per qualcuno che vuole fare qualche pregunta e poi seguiamo grazie. Qualcuno vuole fare domande? Un paio di cose volevo dire a Patrizio, ci conosciamo, sono tanti Curci, vivo in Sardegna da 30 anni. E quando arrivai qua, i primi anni che arrivai qua, io ero da Bologna. La vicenda che io non sento perfettamente forte. Guarda, c'è il microfono.
oggi, vivo in Sardegna da più di 30 anni, mi ricordo che quando arrivai in Sardegna la prima volta stavamo in un questa è una cosa che giusto per dove vengono. Sono cresciuto a Bologna, ho avuto l'articolo lungo sempre sulle spalle perché ero definito pericoloso per il sociale, ma non ho mai fatto niente, ho solo partecipato a occupazioni di fabbrica, a scuola della polizia quando compravo all'università, sono stato bolognese, no? E questo articolo non l'ho portato per molti anni perché non avevo tolto i soldi, questa è una parentesi. A te in India, non si capisce fra lontano. Sì. Avete fatto un po' di accenno a tutto il discorso che avete fatto tutti, no? Lo statuto che avete raggiunto, chi ha raggiunto? Lo statuto sardo, ok. La regione non comanda il Senato, il vero statuto sardo, però ce l'avete ottenuto, però è lì, mai messo in pratica. La lingua, ok, va bene mantenere la lingua del popolo, ma non è tutto lì. Intanto vi farei una domanda a lei, il suo nome giusto? Basizio. Basizio. Nel suo modo di interpretare l'indipendentismo, quanti sardi pensi che siano di numero che possono pensare come lei? Allora, lo Stato italiano è stato fondato, se non ricordo male, nel 1861. Nel 1815, quindi quando mancava la cinquantina d'anni, l'Italia era divisa in 9 stati diversi, spesso in guerra fra loro. Ognuno di questi stati diversi, ho capito la domanda, Allora, stupirsi del fatto che non tutti i sardi la pensino come me è una domanda lecita, è una osservazione lecita, io non ho niente in contrario, ma e come mai si parla tanto del fatto che i sardi non sono concordi e non si riflette al fatto che è solo un caso che gli italiani siano riusciti ad avere un proprio Stato? Gli italiani non volevano fare l'Italia, ma nemmeno per sogno. L'Italia è stata fatta grazie a 2 forze concorrenti, concomitanti e complementari. Da un lato i Savoia, che hanno conquistato, un lato i Savoia, che si voleva conquistare l'Italia, che hanno voluto conquistare l'Italia, dall'altra nemmeno i Savoia ci sarebbero riusciti se non fosse stato per l'aiuto determinante della Francia e dell'Inghilterra. 10.000 uomini ammassati. Perfetto. Allora, io voglio dire questo. I sardi oggi non la pensano tutti come me e non mi stupisce. Io sto facendo questo giro nella Sardegna e come me ce ne sono tanti altri, anche meglio stanno facendo, non lo so, io sto facendo la mia parte. Comunque, perché in un sondaggio che ho fatto in maniera molto naif da molti anni, io mi sono accorto che nel cuore di tutti i sardi ci sarebbe questo desiderio, che rimane a livello di sogno inespresso, perché i sardi ancora non hanno fiducia in se stessi. Questa è una verità. Il compito nostro, cioè il compito delle avanguardie, è quello di aiutare i propri fratelli a diventare coscienti. E questo è quello che stiamo facendo. Sicuramente se io oggi, se domani mattina Renzi stanzia 10.000 euro, che sono una miseria, per qualcuno che gli porti la testa di Bain Zupilius, sicuramente dopodomani troverei un sardo che gli porta la testa di Bain Zupilius. E questo non ho il minimo dubbio. Bisogna che faccia attenzione, perché io, come ho detto, durante il processo al Presidente della Corte, poi lo troverete eventualmente nel libro, io se qualcuno mi dà uno schiaffo lo restituisco, e se qualcuno mi spara, io sparo. Sia chiara le cose. Io sono pacifico, ho una pancia sola e non la provo mai. Vabbè, quindi questo sono altre osservazioni. Per me non sono osservazioni, cioè, mi piacerebbe che la Sardegna raggiungesse quello che vogliamo chiamare utopia. Non è utopia, perché l'utopia secondo me è il motore della vita. Perché se non c'è utopia, siamo tutti succubi di qualsiasi cosa. C'è un po' di
filosofia ci sta anche bene, poi spero che forse un giorno non riesce a rimanere giusto, perché oggi come oggi, tanto che ci vivo a più di 30 anni, non posso dire che sono sardo, non posso dire che sono italiano, io mi definisco un essere umano, tanto per dire. E poi penso che una vera cosa che andrebbe fatta è un cambiamento molto dentro, ognuno di noi dentro dovrebbe chiedersi veramente cosa vuole. Non è che votiamo un tal di tale che si presenta, io sono indipendentista, tutti guarda presso. Poi dopo un po' ci tradisce già quelli là che non ci andava. Ci siamo capiti, no? Perciò è noi che dentro dobbiamo crescere. E poi la cosa che secondo me, dopo tanti anni che vivo qua, questa invidia che c'è tra voi. Cioè, questa invidia che c'è tra voi. È lì che il lavoro bisogna fare. Basta con questa invidia, con suggavizzati, con frati che non si possono lavorare. Oh, moriamo tutti. Io sono dell'idea, concordo pienamente, è vero, i sardi devono cambiare, non c'è dubbio che devono cambiare. Che cosa abbia portato i sardi ad essere quello che sono, non lo so, io credo che sia la storia, perché noi, a differenza di quello che è successo in altre parti del mondo, e anche di quello che è successo in Italia, perché l'Italia ha avuto una storia completamente diversa dalla nostra. Noi nella storia d'Italia ci siamo entrati per puro caso, perché hanno regalato la Sardegna ai Savoia in quanto avevano aiutato altre potenze europee nella guerra di Crimea, quindi gli hanno regalato la Sardegna. Ma la nostra storia è stata sempre diversa. Dicevo, la nostra storia è stata molto, molto diversa da quella italiana. Quando gli spagnoli, verso la fine del 1200, gli aragonesi hanno avuto da Bonifacio VIII l'investitura della Sardegna con licenza invadendi, loro hanno lottato, gli aragonesi associati con i catalani, hanno lottato per quasi 150 anni prima che i sardi si assoggettassero. Poi sono seguiti però circa 300 anni di dominio pieno da parte dei catalani aragonesi. I sardi all'epoca non contavano nulla, assolutamente nulla. Quella frase che viene attribuita a Carlo V, che dice che i sardi sono pocos locos y mal unidos, non era destinata ai sardi, era destinata ai maggiorenti sardi, che non erano sardi però, erano spagnoli, capito? I sardi non contavano niente, nemmeno un giudizio negativo da parte di Carlo V. Sono i maggiorenti sardi che quando Carlo V è venuto in Sardegna sono andati da lui per chiedergli di dirimere le loro controversie. E loro hanno visto questi cretini che appunto erano pocos locos y mal unidos. Noi non contavamo niente. Ad ogni modo, dicevo, il compito nostro, o meglio, quello che io perlomeno per quanto riguarda la mia parte me lo sono assunto, non ho uno stipendio come speciale come cospiratore. Questo compito non sono certamente solo, diciamo che sono quello che è più in vista al momento come individuo. Io non ho una struttura organizzativa, non ho denaro, non ho nulla. Quindi sta condividendo. Sì, io sto parlando, sono una specie di predicatore laico e quindi sulla carta io sono perdente, è chiaro, perché uno come me che non ha nulla, che è così matto, ha 81 anni quasi, di girarsi per la Sardegna cercando di convincere i suoi connazionali che li stanno schiavizzando, è un cretino. No. Però tuttavia io... Non si vive di solo pane, Gaizzo. Prego? Non si vive di solo pane. No, ma non è solo quello, non è solo quello. Ci sono alcune ragioni oggettive, storiche, per le quali io sono convinto che non sempre vince chi è più forte. Gli americani dal Vietnam se ne sono dovuti fuggire, ma li fuggono loro. Come mai sono dovuti fuggire? Quando il Vietnam non si chiamava Vietnam, ma si chiamava Indocina, a Dien Phu sono stati i francesi che se ne sono dovuti fuggire. E di questi esempi ce ne sono tanti, Allora, io non ho richiamato quegli episodi in maniera esplicita, però ho richiamato una osservazione che ho fatto in campagna. Casualmente un giorno ero lì, mi guardavo intorno, ho visto una cosa, l'ho osservata e l'ho riportata in libro. Adesso ve la leggo un attimo se avete
un secondo di pazienza. Un'altra cosa che le volevo dire, Garibaldi non era un eroe dei due mondi, era un mercenario. Garibaldi? Era un mercenario. Era un mercenario. Certo. Allora, io vivo in campagna e avevo 3 cani. Questi cani, per soddisfare il mio narcisismo, hanno avuto un nome che iniziava sempre con piccolo e pelino. Uno l'ho chiamato Pulighetto, perché sembrava una puggia sempre saltellata, una parte all'altra, uno Puntolzu, che è il pungolo, e l'altro Piglialgo, perché era di pelo bianco. Allora, è giunto il momento di salutarci. Ci siamo conosciuti a Trucuilde e qui ci lasciamo. Io che vengo a passeggiare con Pulighetto, Puntolzu e Piglialgo. Allora, mi trovavo presso il cancello superiore e guardavo quella per la campagna senza concentrarmi su una meta precisa, quando posai gli occhi sul muro a secco della recinzione. In un primo momento non vidi nulla di particolare. Le pietre di tuffo erano ben sistemate, avevano venature giallastre e più scure. Notai l'erba che cresceva al piede del muro e pensai che l'avrei dovuta tagliare. Una formica nera di media grandezza vagava sulle pietre incerta, un po' andava verso destra e un po' verso sinistra, senza seguire un percorso preciso. Forse cercava del cibo. Non so come, ma iniziai a guardarla con più attenzione. Divendi curioso di sapere se avrebbe finito per fare qualcosa di interessante. Ad un tratto mi colpì una stranezza nel suo comportamento. I movimenti si erano fatti torpidi, non erano più sciolti come all'inizio. Sembrava che le sue zampe fossero impedite da qualcosa che io però non vedevo. Ero molto stupito dall'improvviso cambiamento e non cessai di osservare. Poi vidi uscire da una commessura fra le pietre, parecchi centimetri più in alto, un ragnetto piccolissimo, al massimo era lungo 1 millimetro. Il ragnetto, scuro anch'esso, si avvicinò cautamente e quando fu più o meno a 5 mm dalla preda, fece qualcosa di straordinario. Iniziò a ruotare vorticosamente per parecchi secondi attorno alla formica, i cui movimenti si facevano man mano più difficili, fino a quando non si mosse quasi per niente. A questo punto il ragnetto, che non si era mai avvicinato troppo alla sua vittima, iniziò ad allontanarsi e vidi che la formica veniva trascinata verso alto lungo la superficie della pietra, senza che io vedessi la fune alla quale era attaccata. Finché entrambi, ragnetto e formica, scomparvero nella fessura fra le pietre. Ero stupefatto. Anche ora al ricordo resto spontaneo, come direbbero gli anglosassoni. A posteriori fu facile dare una spiegazione di quanto era accaduto. Sapevo, come ognuno di noi, che i ragni con i fili di seta catturano dei piccoli insetti per cibarsene. Altre volte avevo assistito alle loro scene di caccia. Ma la tecnica che avevo visto attuare in quella circostanza mi era del tutto nuova e mi viene molto da pensare. Io avevo potuto notare solo la parte più grossolana della procedura. La seta distesa sulle pietre era invisibile, non solo per me, ma pensavo anche per la formica che ci camminava sopra. Solo da poco ho saputo che nelle formiche vista, udito e tatto sono poco sviluppati e non potevo afferrare subito che il ragnetto col suo verticale avvolgeva la formica con la sua seta. Straordinario. Come era tenero e indifeso il ragnetto, quanto appariva minuscolo e giocoso, e quanto più grande e robusta la formica, e che non dico, eppure, tutti. Veramente avrei voglia di parlare con voi. Se avete qualcuno, sono sicuro che qualcuno vorrebbe parlare, ma non ha mai parlato in pubblico di rubante. Io vorrei che parlaste, perché è la maniera migliore per stimolare voi stessi e per stimolare anche me, perché dice un pochettino le idee. Io lo faccio per dovere di ospitalità del professore, ma lo faccio con la mia amica che l'ha pregato, quindi a dire. Grazie.
un'amica Colinas, quindi tu non sei unico, tu, c'è è la tua vita, ti spero non è così, facciamo un po' di allegria. Questo amico, quello è sul contadino, all'età di 18 anni è andato a casa per fare le sue commissioni in un ufficio dove c'era un avvocato e ha detto: su dottore, Deo, siccome era figlio di contadino, il papà era già anziano, no, Deo, questa madre che mi ha detto che magari lo costiceva, allora si poteva fare, nel senso che sulla parte di esatto. Quindi ho detto, che cosa vuoi fare? Ma è Castello, una cosa che non sia la roba marra. Continua per il suo telefono, ha chiamato una persona, ha detto scusa, quindi la telefona ha chiesto a questo, no, ce l'hai la patente? Che patente c'hai? Patente B, perfetto. Domani mattina alle 8 mi fatto male a Cagliari, dal provveditore per gli studi, sei assunto come autista del provveditore. Questo l'ha raccontato lui, è vero questo. Torniamo a quella stanzetta che gli ha nominato, non è andato in quel posto, quel di... No, Lucia, quando ero uscito, è andato per lì alla scuola, è andato in ufficio, in paese. Primo giorno di lavoro di questo signore, è arrivato, si è presentato, è arrivato, ha trovato, non so, un incaricato, bene, si è come, gli ha aperto una porta, lo racconta lui, la porta c'era, lui non è salta. Un tavolino e un telefono. Io pensavo che fosse una camera di altezza. Ah no, se aveva lui questa sonda dei mega, pensava in un certo punto, cosa faceva? Quel giorno ho studiato la pagina positivamente in modo da ho letto tutto il giornale dell'università. Allora ha suonato una campanella e ho sentito un po' di movimento, no? Di gente che usciva, ero sempre lì. A un certo punto, dopo che tutto il clamore, è ricomparso quel signore, ha aperto la porta, quello che l'aveva ospitato, no? E lì cosa fa? Stiamo aspettando. Aspettando che cosa? La vuoi finire? Vada a casa. Primo giorno di lavoro. No, aspetta, poi è finita. Primo giorno di lavoro. Che fava? Allora, racconta. Adesso mi viene persone grandi, forse più grandi anche di lei, sicuramente di età. Andiamo Antonio. Io, non so se avrà allora 30 anni, perché ci si lavora 80, perché si lavora per l'attenzione, andiamo Antonio. Sai quali erano i miei giorni? In un mese forse facevo 20 giorni seduto in quella stanza a leggere il giornale, senza fare niente. Lo racconta lui, Le volte che uscivamo col direttore, si andava a Nuovi Strati, per esempio, no? A fare una visita. E finivamo nel più grosso ristorante di Oristano a mangiare tutto in commissione. Oh, ma tutte le osterie, tutti i ristoranti buoni di tutta la Sardegna. Questa volta per portare il convenzionale, stava seduto in macchina, si dava pranzato, lo portava a casa, finito da lavoro. Io non ho fatto niente, ho rubato i soldi, ma l'ho fatto. Lo racconta lui, quindi non sei, ma ancora non sei unico, sarai unico come indipendente, ma anche in quel caso lì che sei un po' di più. Allora, torniamo alle cose più concrete. Allora, io sono uno spirito abbastanza libero, quindi potrei condividere le tue idee, ma non è qui il caso, facciamo un discorso sul libro. Per quanto riguarda il discorso della salvezza, come si è accennato agli indiani d'America, poi se vogliamo parlare anche dei peruviani, di tutto il mondo dove è arrivato chi ha messo i piedi, non so se avete chiuso, non so se avete visto quel film L'Apocalisse New di Mel Gibson, l'avete visto quel film? Avete visto? No. Io in inglese faccio la mia nonna che non sapeva di tedesco, però non stava per fare a una parzelletta che non sa. Allora, no, assolutamente. È Apocalisse di Mel Gibson, precisato. Quindi la vista mi sta capendo. Quel popolo venne sradicato da cos'era l'Apocalisse? Il film racconta tutta la storia del popolo in civile, tra virgolette, tutti i riti, offerte, servizi,
Si vede tutto questo mondo per noi moderni, per noi civili, pazzesco, no? L'ultima scena è questa. Si vede uno di questi della foresta, no? Che sta scappando nelle loro rotte interne tra di loro, e arriva al mare. Allora lo spettatore si è seduto nel film, no? Quindi vede il quadro, vede quello che sta arrivando, però non vede quello che c'è dietro, lo spettatore, ma lui lo vede quello che c'è dietro. Quindi si sposta la pellicola, no? Il film sta finendo il film, si sposta la pellicola, la cinepresa, no? E ci fa vedere quello che vede quel signore lì, no? Che corre. E stanno arrivando i galeoni spagnoli, dei conquistatori civili dell'Europa. L'Apocalisse è quella, quei galeoni che portano la civiltà, non è la loro civiltà, tornava su conto nostro. Io non voglio fare politica, tanto le miei compaesani mi conoscono, però sono uno spirito libero e dico quello che voglio. E sul vero sono d'accordo con te, quando mi dici, io ho detto quello che pensi, non vuole pensare, se contro il vostro paese non è il suo problema. Allora, un popolo che è lingua è un popolo morto, è un popolo di ancestori. E da chi lo dice? Ho apprezzato molto questo intervento. L'ho apprezzato molto. Diciamo che la nostra situazione è un po' diversa da vari punti di vista. In che modo è diversa? Allora, considerate che alla fine del 1400 la Sardegna aveva più o meno 200.000 abitanti, perché i sardi avevano combattuto prima un certo 50 anni contro gli aragonesi e i catalani, poi erano stati strizzati abbastanza bene, c'è stata anche la peste, quindi tra una cosa e l'altra i sardi sono dovuti essere ridotti sui 200.000, forse nemmeno ci arrivavano a 200.000 alla fine del 1400. Quando la Sardegna è stata adatta ai Savoia, aveva circa 310.000 abitanti. Oggi siamo un po' più di 1.600.000, quindi abbiamo una base numerica discreta, ma non è tutto qui. Allora, durante il periodo